Le nazioni schiacciate tra la Russia e la Germania, con slanci e contraddizioni, stanno cercando una propria identità politica. La difficile integrazione della numerosa comunità rom nelle scuole e nelle fabbriche della Repubblica Ceca. La primavera economica dell'Estonia ha rilanciato nel paese baltico anche l'edilizia. Una mostra in provincia di Gorizia presenta la fioritura della pittura in Ucraina ai tempi della perestroika di Gorbaciov. Un libro racconta la nazionale polacca che ai mondiali del 1974 arrivò terza e che rifilò una sonora sconfitta anche agli azzurri di Valcareggi. L'Europa di mezzo, i paesi stretti tra la Germania e la Russia stanno creando una propria soggettività politica all'interno dell'Unione Europea. Il gruppo di Visegrad, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, sembra avere trovato un alleato nel nuovo cancelliere austriaco Sebastian Kurz. Lucio Caracciolo, direttore della rivista di geopolitica Limes, spiega come questo processo sia una logica continuazione della storia di questi paesi. È uno spazio, fra l'altro storicamente decisivo, perché è quello in cui sono state combattute le guerre mondiali del secolo scorso, compresa la guerra fredda, che è fondamentale da un punto di vista geopolitico e che si sente difensore dell'Occidente di fronte a un'Europa occidentale che ha tradito i valori dell'Occidente. Questo è il paradosso che molti noi in Occidente non capiamo, non vogliamo capire. Cioè parlo ovviamente della Polonia, parlo dell'Ungheria, anche di altri paesi, i quali dicono noi abbiamo fronteggiato il pericolo russo, a suo tempo anche quello tedesco, e siamo stati ripagati con una posizione marginale nello spazio dell'Unione Europea. Questo fa parte di un processo più vasto, secondo me, di disgregazione e riaggregazione, cioè l'Unione Europea a 27-28 non ha alcun senso. L'Unione Europea, o meglio le Unioni Europee che si possono creare all'interno di questo spazio fra paesi che hanno interessi abbastanza simili, tradizioni e culture abbastanza simili, quello sì può essere nel bene e nel male un fattore di aggregazione e anche di soggettività geopolitica. I contrasti sull'accoglienza degli immigrati o sulla gestione dello Stato di diritto sono dei sintomi di questo sentire. L'affermazione del centrodestra in Austria con il cancelliere Kurz potrebbe offrire un quadro politico aggregativo nuovo per questi paesi. Nell'Europa di mezzo si potrebbe creare un blocco di paesi, un contrappeso agli stati fondatori dell'Unione Europea. Alcuni dicono che Kurz guiderà l'Austria nel gruppo di Visegrad, anche lì bisogna distinguere perché il gruppo di Visegrad è composto formalmente da Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca, o meglio Cechia si dice oggi, e Polonia è già molto diviso al suo interno. Diciamo che c'è un tandem polacco-magiaro che funziona abbastanza e c'è un tandem paradossale, visto che hanno divorziato qualche anno fa, ceco-slovacco, che va più verso la Germania. L'Austria secondo me è comunque un paese intermedio, credo che un ruolo fondamentale lo avrà l'orientamento tedesco. Ora i tedeschi sono piuttosto disorientati, sono in una fase critica e quindi direi forse ancor più che l'orientamento tedesco l'orientamento bavarese. Un processo politico a cui gli Stati Uniti guardano con interesse, un interesse concretizzato con la proposta del Trimarium, dei tre mari, Baltico, Adriatico e Nero, da unire sia politicamente sia con infrastrutture comuni. Una proposta formalizzata a Varsavia dal presidente statunitense Trump alla presenza dei capi di Stato o governo del gruppo di Visegrad, della Croazia e della Romania. Gli americani, anche se hanno altre priorità in questa fase, non possono immaginare di abbandonare l'Europa a se stessa, perché quello che temono da sempre, ci hanno combattuto 2 guerre mondiali, una guerra fredda, è una qualche forma di connessione fra Germania e Russia. Quindi quando vedono gli americani che tedeschi e russi moltiplicano i gasdotti e malgrado le dichiarazioni di facciata continuano a commerciare allegramente, anche aggirando le sanzioni, questo li preoccupa e contano gli americani di utilizzare i paesi intermedi, in particolare la Polonia e la Romania, ma anche la Croazia sul versante adriatico, come degli elementi che devono allargare il più possibile lo spazio fra Germania e Russia. Attenzione, non solo contro la Russia, anche contro la Germania. Nel sud della Boemia, dove il confine ceco tocca Austria e Germania, il castello di Český Krumlov domina le case circostanti. Ricca città del Medioevo, sede del Principato di Rosenberg, la sua caduta ha lasciato il borgo miracolosamente intatto, cristallizzato a 4 secoli fa.
Oggi patrimonio dell'UNESCO, Krumlov è meta privilegiata per i turisti, soprattutto asiatici, attratti dal Museo Schiele, dal teatro barocco, dai festival estivi. In mezzo la rivoluzione industriale e la ricchezza arrivata grazie a una delle poche miniere di grafite presenti in Europa. Poi le tragedie del secolo breve, all'annessione da parte della Germania nel 1938, seguì dopo la guerra mondiale la cacciata di tutta la popolazione tedescofona. Qui inizia un'altra storia, i Rom costretti a diventare lavoratori nelle fabbriche dopo le leggi antinomadismo del comunismo andarono ad abitare nelle case lasciate vuote da chi era scappato in Germania. Una popolazione almeno a prima vista integrata, ma le vecchie discriminazioni sono riaffiorate con la caduta del regime. I primi ad essere licenziati dai nuovi padroni furono proprio i Rom, mentre molte famiglie che non potevano permettersi di acquistare la casa dove vivevano finirono nei nuovi ghetti che sorsero in periferia. Oggi a Krumlov, 13.000 abitanti, ci sono oltre 800 Rom. Per capire come vivono andiamo nel sobborgo di Veterni, uno tra i più poveri. Qui, in un capannone ristrutturato, ha sede il Centro Comunitario per l'Eguaglianza. La situazione qui è una delle migliori della Repubblica Ceca, ma i bambini Rom rimangono generalmente chiusi all'interno della loro comunità, anche se frequentano la scuola pubblica. Il centro, finanziato con fondi pubblici, lavora con persone in situazione di disagio di ogni età. Più della metà viene da famiglie Rom. Facciamo un doposcuola e in chi partecipa vediamo miglioramenti costanti, mentre il laboratorio Le Mani Creative è dedicato all'arte, ma le attività preferite dai bambini sono musica e ballo. In 3 settimane hanno preparato uno spettacolo apposta per noi. Quando arriviamo, i loro occhi tradiscono l'emozione per le telecamere straniere. Ma gli episodi di intolleranza non mancano. Solo pochi giorni fa 3 donne rom con i loro bambini non sono state fatte entrare in un bar. Ce lo racconta Milan Kotlar, consigliere comunale dal 1998 all'interno del suo ristorante. 25 anni fa, all'apertura, volevamo chiamarlo Romano Care, la casa rom, ma la progettista mi impose Locanda Zingara, poiché tutti continuano a chiamarci con questo termine peggiorativo, nel migliore dei casi. Ci è rimasta questa insegna, ma per noi zingaro è una parola straniera che non comprendiamo, siamo nati rom. Il figlio di Kotlar lavora in Austria e guadagna bene. Qui chissà se lo avrebbero assunto, dice. Pensare che lo volevano mettere in una scuola speciale, ho dovuto sbattere i pugni sul tavolo per mandarlo in un istituto normale. La faglia della discriminazione in Cechia passa infatti dall'istruzione. A Praga, nella sede dell'Associazione Romea, lo sanno bene e ci raccontano cosa sono queste scuole speciali. Abolite solo 2 anni fa per le pressioni dell'Europa, formalmente erano riservati a studenti con lievi ritardi mentali. Di fatto i Rom finivano automaticamente in questi percorsi di basso livello, precludendosi l'accesso a una formazione di qualità. Nonostante tutti gli sforzi per l'inclusione, continuano ad esistere scuole segregate. Un'indagine del Ministero dice che ce ne sono almeno 12 con il 100% di alunni rom, altre 20 ne hanno 2/3. In tutte queste scuole è evidente un peggior livello di istruzione. Romea dedica gran parte delle proprie risorse alle borse di studio per studenti rom. Casi come quelli di Gabriela, genitori disoccupati, non aveva i soldi per pagare il bus e i libri del liceo. Oggi frequento l'università, racconta alla televisione pubblica. Qualunque strada imbocchi è un altro cittadino ceco strappato al disagio sociale. A Tallinn l'edilizia non conosce crisi. Si lavora sprombattuto anche con l'aiuto di maestranza straniera tra gli edifici in costruzione nel quartiere di Ülemiste, il posto dove quasi ogni azienda vuole avere i suoi uffici. L'edificio su cui compare una grande scritta in russo che inneggia al Partito Comunista dell'Unione Sovietica potrebbe presto essere abbattuto. Qui in Estonia non si guarda troppo alla storia, c'è fame di spazio, di metri quadrati e di futuro. Un altro edificio del passato sovietico dove si producevano missili per l'URSS e tutto il patto di Varsavia rischia di fare la stessa fine.
I soldi del resto non mancano, la domanda di uffici nemmeno. Qui arrivano multinazionali attratte dalla competitività del paese e start-up estoni diventate grandi, ed è così che un'azienda locale sta creando un autentico impero immobiliare in pochissimi anni nel quartiere di Ulemiste a 2 passi dall'aeroporto. La dirige un giovane amministratore delegato, Margus Novak, che apre le porte del suo quartier generale con un chip sotto pelle. Ci mostra orgoglioso quanto è realizzato e dopo aver fatto un giro con il monopattino elettrico che fa tanto Silicon Valley, ci racconta i piani per il futuro. Questo quartiere lo abbiamo iniziato a riqualificare 12 anni fa. È completato solo al 15%, resta dunque molto da fare. Quando abbiamo fatto partire il progetto di sviluppo, lo pensavamo come un campus per uffici, 5 giorni a settimana, 8 ore al giorno. Ma ora lo vediamo come qualcos'altro, più servizi per le persone, permettere loro di vivere qui, più scuole. La vediamo come una città privata con soluzioni da smart city. Il nostro prossimo passo è costruire edilizia residenziale. Adesso 8.000 persone stanno lavorando nel campus, appartenenti a 350 aziende. Vogliamo avere più vita qui la sera e la notte. Questo è importante anche per le multinazionali, in modo che i loro dipendenti provenienti dall'estero possano vivere qui. Quando negli anni 90 l'area fu privatizzata, il proprietario pensò a uno sviluppo industriale in continuità con la funzione che aveva nel passato, ma con gli anni 2000 è maturata l'idea di fare un qualcosa di diverso. A posteriori una scelta azzeccata e sostenuta da una crescita importante del settore terziario. Qui ci sono soprattutto aziende che forniscono servizi, aziende di informatica e si occupano soprattutto di esportazioni, anche perché si tratta di un settore globale. È una chiave importante per quest'area. Nemmeno l'Estonia è comunque un paradiso per le imprese. A sentire Novak, il problema da lui segnalato è comune in molte altre parti d'Europa. Il settore di maggior successo dell'Estonia è l'informatica ed è ad alto tasso di impiego della manodopera, perciò le tasse sul lavoro dovrebbero diminuire. Sono ad un livello davvero alto, una loro riduzione aiuterebbe molto. In ogni caso l'economia estone, dopo la pesantissima recessione del 2009, ha ampiamente recuperato le posizioni e vale quasi il 30% in più rispetto al periodo pre-crisi. Vladislav Shabalin era poco più che maggiorenne quando fu rinchiuso nell'ospedale psichiatrico di Donetsk in Ucraina, all'epoca parte dell'Unione Sovietica. Erano gli inizi degli anni '80. Fu mandato lì direttamente dopo la visita militare. Aveva detto alla commissione di essere un artista e gli chiesero di vedere alcuni suoi quadri. Come se tutti i giovani si non rendono conto di tanti pericoli e tanti insidi, ero un artista surrealista perché tutti i miei quadri si impronta di surrealista e quell'arte al partito non andava giù, era vietato. Mi è capitato di incontrare quella lì commissione famosa e sono stato rinchiuso in ospedale psichiatrico. Con successivamente diagnosi schizofrenia, perché per loro era una cosa che non poteva esistere. E come ne è uscito? E successivamente, con l'arrivo della perestroica, uscite leggi di riabilitazione dei dissidenti e tanta gente che fortunatamente si è rimasti vivi nel gulag o nel prigione o nell'ospedale psichiatrici si state riabilitate. Prima della perestroica, essere artista in Unione Sovietica era abbastanza complicato. Prima di 88 tutte esposizioni state clandestine, o presso appartamenti o a casa mia o a casa dei stessi artisti. Prima di aprire qualsiasi esposizione arrivava sempre commissione dello Stato e ovviamente con gente del partito. E questa commissione decideva se opere questi si possono visitare, possono esserci visitate dal grande pubblico o no. Ma con l'avvio delle grandi riforme in Unione Sovietica, l'arte non allineata divenne legale a tutti gli effetti. A Donetsk, Shabalin aprì uno spazio culturale in un vecchio rifugio antiatomico. È dedicata a quel movimento la mostra Goodbye Perestroika, allestita dallo stesso Shabalin nella galleria Spazza Pan a Gradiška di Soncu, in provincia di Gorizia.
Sono raccolte oltre 100 opere di artisti che testimoniano i profondi cambiamenti politici e sociali, il fervore creativo, ma anche la delusione dopo l'entusiasmo iniziale. L'esposizione è sostenuta dall'ERPAC, l'Ente per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia, e si conclude il 28 gennaio. Questo periodo, diciamo così, è sempre stato accantonato a parte, cioè della cultura di quel periodo. Di solito parlano solo di politica e di Gorbaciov. Con la caduta dell'URSS e la nascita dell'Ucraina, Shabalin incontrò nuovi problemi, questa volta non con il governo, ma con la criminalità. Il mondo di racket si è capito che poteva guadagnare su queste cose molto bene. E sono state prese in mira tutti gli artisti che lavoravano all'estero, perché loro pensavano sempre come dietro ci sono tanti soldi. A metà anni 90 si trasferì dunque in Italia, precisamente in Friuli, dove oggi vive e lavora come restauratore di fossili in un laboratorio di paleontologia. I rappresentanti di quel movimento che ruotava intorno al bunker di Donetsk oggi vivono sparsi per il mondo, ma c'è anche chi non è mai riuscito ad andare via dall'ospedale psichiatrico. Entrare nell'ospedale psichiatrico è molto facile, era all'epoca, invece uscire non è così. E lui non ce l'ha fatto, è rimasto richiuso per sempre perché solamente non ha resistito a, tra virgolette, quelle cure. E un giorno visitandoci lui in ospedale psichiatrico, questa artista, Tatiana Lysenko, è rimasta tanto sconvolta vedendoci il suo stato e praticamente questa sua opera è stata creata proprio su quel momento. A giugno prenderà il via in Russia il mondiale di calcio. Tra le squadre qualificate anche la Polonia di Robert Lewandowski. Non è facile fare un pronostico, ma i bialo-cervoni nelle edizioni passate hanno saputo anche sorprendere. Il pensiero va al mondiale del 1974. Nell'allora Germania Ovest la Polonia arrivò terza, conquistando la medaglia di bronzo. Di quell'epoca e di quella Polonia sorprendente parla un libro di recente arrivato in libreria, A ritmo di Polska, per Alba Edizioni. A scriverlo un giovane giornalista, Alberto Bertolotto. Un percorso, quello polacco, in parte iniziato già nel 72 con la vittoria della medaglia d'oro alle Olimpiadi e con una storica qualificazione conquistata ai danni dei Leoni d'Inghilterra. Protagonista un portiere che è rimasto nella storia. Di fronte a Wembley strapiene, nella mecca del calcio a quel tempo e soprattutto dai maestri inglesi, gli inventori del football, campioni mondiali del 66, arrivò questa nazionale praticamente sconosciuta che addirittura passò in vantaggio con un gol di Domarski e con Jan Tomaszewski, che era il portiere, che parò tutto e di più nonostante 4 dita della mano fratturate in uno scontro di gioco nei primi minuti, e riuscirono così a pareggiare in Inghilterra, a guadagnare il pass per i campionati mondiali e addirittura a far sì che Al France, il CT della nazionale campione del mondo, dovette lasciare la panchina dopo anni di successi. Un gruppo formato da discrete individualità su cui svettava il talento del regista Kazimierz Dejna. In Germania Ovest la Polonia sorprese tutti nel girone. Batte prima l'Argentina, poi la nazionale di Haiti e anche l'Italia. Nel libro si parla di un retroscena spinoso, un tentativo di combine. Agli azzurri per qualificarsi bastava un pareggio. Ciononostante la Polonia partì forte, alla fine del primo tempo era già 2-0 con le reti di Sharmak e Dejna, e all'intervallo ci furono questi tentativi, presunti tentativi di combine da parte dello staff italiano. Venne mandato anche in prima linea Mazzola a parlare con Dejna, perché era l'unico che si presume parlasse in inglese. Mazzola confermò poi, disse lui, rivelò lui questa versione poco tempo fa, e virgolettati di Smuda, anche Italo Allodi, allora dirigente al seguito della squadra italiana, cercò di corrompere i polacchi nel finire del primo tempo, dove volarono spintoni tra dirigenti e accompagnatori. Fatto sta che l'Italia venne battuta 2-1 e fu eliminata. La Polonia invece continuò a vincere, prima contro la Svezia e poi contro la Jugoslavia. L'ultimo ostacolo verso la finale fu la Germania di Gerd Müller. Una partita giocata sotto una pioggia battente. La Germania Ovest vinse 1-0 con un gol di Gerd Müller, nonostante un rigore parato da Tomaszewski, e su questa partita si parla ancora in Polonia, perché si dice che al giorno d'oggi
nessuno l'avrebbe giocata, solo che la Germania temeva i polacchi che erano più avvantaggiati in un campo asciutto, quindi ostacolava la ripetizione della partita, ed è stata la partita che ha interrotto il cammino di questa squadra verso la medaglia d'oro, che sembrava possibile. I polacchi ritornarono da eroi in patria perché nella finale per il terzo posto riuscirono a battere anche il Brasile, campione del mondo uscente. Lì si concluse di fatto un percorso che restò unico. Polonia 1, Brasile 0.